In tempi di tagli dei fondi statali agli enti locali arriva per il comune di Bassano una bella batosta, una multa da oltre 10.000 euro da parte dell'Agcom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il motivo? Ce ne eravamo occupati in un servizio andato in onda il 20 maggio dello scorso anno, a pochi giorni dalle elezioni amministrative. L'Agcom aveva stabilito che la pubblicazione di fine mandato Poletto era andata contro la par condicio delle elezioni europee. A svegliare il can che dorme era stato Nicola Finco, bassanese, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che interviene adesso di fronte alla multa arrivata fresca fresca. L'ultimo regalo dell'amministrazione Poletto è stata una bella multa di 10.000 euro che oggi dovranno pagare i cittadini bassanesi. Perché? Perché non è stata rispettata la par condicio. Il Comune ha voluto mandare in tutte le famiglie un libretto di fine mandato, però è stato mandato ovviamente all'interno del periodo elettorale. Quindi è arrivata questa sanzione che ha avuto il costo di ben 10.000 euro che dovremo pagare tutti noi cittadini, che vanno sommati ai 23.000 euro che ha speso sempre la precedente amministrazione per stampare questo volume. Quindi quello che mi auguro e ci auguriamo come cittadini innanzitutto del territorio bassanese è che sia l'ex giunta comunale a pagare questa multa, in quanto l'errore l'hanno fatto loro, sono loro i veri responsabili e quindi devono pagare di tasca loro e non far ricadere questa multa sulle tasche dei contribuenti bassanesi.